Terza stagione di Riflessi Culturali 2025, ecco quali le novità di questa nuova edizione, direttore? Beh, le novità sono sicuramente l'ampliamento dell'attività culturale. Come avevo detto nei mesi scorsi, il Palacongressi a ottobre celebrerà il trasloco della biblioteca Luigi Pirandello dalla Via Emera al Palacongressi. Questo ci ha permesso di avviare una serie di attività culturali, un progetto scuola ed è per questo che lo stiamo presentando, e quindi un arricchimento, una novità. Avremo gli spettacoli con le mattine per le scuole, abbiamo un progetto di formazione dei ragazzi, ma non solo, anche degli adulti, e abbiamo un team di 8-10 professionisti che lavoreranno per questo filone di didattica. Invece di nuovo teatro, abbiamo ampliato il numero degli spettacoli, ritengo che siano spettacoli di qualità che abbiamo scelto insieme al direttore artistico Gaetano Aronica, e poi abbiamo i nostri concerti jazz intervallati da alcuni momenti che riguardano la musica classica. Ci sarà anche la musica e ci saranno ulteriori attività. Poi ci sarà il progetto scuola, come dicevo poco fa, che permetterà tra l'altro un rapporto culturale nuovo con i giovani. Lo abbiamo fatto già dal primo anno, siamo felici di avere passato i primi 2 anni e di essere a poco cresciuti. Il terzo anno sarà quello che comprenderà l'attività culturale più ampia. Direttore, un bilancio di questa stagione estiva la possiamo fare? Beh, devo dire che è stata una stagione per noi fortunatissima, concerti di livello internazionale che hanno riguardato la musica classica, il concerto di Muti, che hanno riguardato la musica jazz, che hanno riguardato il teatro, che hanno riguardato altri siti. Siamo stati a Licata, siamo stati alla Villa Romana a Punta Grande, sold out ogni sera, un cartellone pienissimo che finirà, diciamo, il 10 di settembre con il concerto che aprirà comunque la stagione al Palacongressi di Stevie Hackett. Quindi devo dire tutto sommato un impegno importante, è un progetto culturale che è andato al di sopra delle nostre aspettative. Senta, parliamo di questa campagna di scavi che anche a Real Monte abbiamo visto nuove iniziative, ecco, fino a quando si protrarranno? Sono le attività che facciamo ogni anno in collaborazione con istituti universitari italiani ed esteri. Per ora in Valle abbiamo studenti e scuole che vengono all'Università Tedesca, alla Villa Romana a Punta Grande con il CNR di Catania, e all'Ecclesiasterion e al Museo Archeologico con l'Università Normale di Pisa. Sono attività che sosteniamo in alcuni casi e che servono ad accrescere il patrimonio culturale e scientifico, un altro settore di indirizzo del Parco della Valle dei Templi. Gaetano Aronica, oggi si presenta la nuova stagione teatrale dell'Ente Parco, Riflessi Culturali 2025, ecco, un programma ricchissimo, ma le chicche quali sono? Tante. E oggi è il grande giorno, sono 6 mesi che lavoriamo a questo progetto. Ci tengo a dire che questo progetto nasce da una visione del direttore del parco, dall'architetto Roberto Sciarratta, che ci ha dato la possibilità di entrare in questo progetto grandissimo, che comprende non solo la stagione teatrale, ma anche una serie di attività correlate, al centro delle quali c'è il trasferimento della biblioteca pirandelliana nei locali del Palacongressi, e poi la contemporaneità con il convegno di studi pirandelliani che si tiene a Palermo, ma con un collegamento diretto ad Agrigento, con una bella sorpresa che sarà uno spettacolo importante con la regia di Marco Tullio Giordana, che abbiamo l'onore di presentare proprio in stagione. Poi le altre cose le scopriremo tra qualche minuto, e posso dire che cominciamo e finiamo con 2 nomi importanti del teatro italiano, ma direi della cinematografia internazionale, che sono Salvo Ficarra, che apre le danze con il suo Malato Immaginario, che pare che sia esilarante, e speriamo che venga Salvo, perché Salvo è una grande persona che io ho avuto modo di conoscere nel film Baria, e so quanto valga, ma lo sappiamo tutti del resto. E finiamo con un altro personaggio internazionale che è Madante, per cui iniziare e finire con 2 personaggi che rappresentano la Sicilia nel mondo, in Italia e nel mondo, mi sembra un motivo già di orgoglio. Poi dentro avremo tante sorprese, avremo teatro comico, esilarante, avremo teatro di denuncia, avremo teatro civile, storie vere,
avremo un'attenzione particolare per i giovani, per gli studenti. E dicevo, questo grande progetto comprende anche la nascita dei corsi di teatro, ma sarebbe riduttivo chiamarli corsi di teatro perché ci sarà dentro la storia dell'arte, l'archeologia, il costume, la scenografia. Insomma, io non saprei proprio da dove cominciare, anzi comincerei proprio dal pubblico, perché non avremmo potuto fare questo se non avessimo avuto la fiducia del pubblico agrigentino e di tutto il territorio della provincia di Agrigento e direi siciliano. E soprattutto abbiamo avuto, ripeto, la fortuna di avere un direttore che ci ha consentito di inaugurare una nuova pagina della storia della città, perché il Palacongressi, per quella che è la sua visione, che noi sposiamo al 100%, e di tutto lo staff del Palacongressi, del parco, finalmente diventa un polo culturale, per cui non è soltanto un teatro di vetrina, nobilissima, come abbiamo visto in queste 2 stagioni fortunatissime, ma i sold out non sono serviti a vantarci, ma ad andare avanti.